Un benvenuto agli amici della Piazza 7. Allora andiamo ad ascoltare insieme, in esclusiva per voi, i momenti salienti di quello che ci ha raccontato il Presidente del Senato Elisabetta Casellati al suo arrivo per la visita ufficiale al Parco regionale del Delta del Po in occasione di quelli che sono i 5 anni dall'elezione del parco a riserva di biosfera dell'UNESCO. Ma vediamo il servizio. Io sono qui proprio a testimoniare fisicamente la vicinanza delle istituzioni per la realizzazione di progetti importanti come possono essere questi. La bellezza nutre l'anima e questo territorio è uno scrigno di bellezza. Si coniugano perfettamente economia ed ambiente, un'economia chiaramente sostenibile. Noi abbiamo bisogno sempre di più di mappare i nostri territori, di cercare siano emergenze e non pericoli costanti, perché il nostro è un paese bellissimo ma fragile. Farci conoscere però è essenziale per amplificare quel turismo che per noi è necessario, per la nostra economia, per la rinascita di questo territorio, per il fatto di poter dare occupazione, per inserire i giovani, per dare prospettiva, fiducia nel futuro. Antenore. Più energia per il futuro. 30 anni fa si parlava di Parco Delta del Po come vincolo. Oggi parliamo di Parco Delta del Po come opportunità per tutti. Bisogna capire come salvaguardare la natura, bisogna capire come interagire con la natura stessa e con tutto quello che ne consegue. In questo ambiente, in quest'area e in questo bel Parco Delta del Po noi possiamo anche fare e creare un futuro per i nostri giovani. Oggi più che mai siamo uniti in un unico obiettivo, che è quello di far ricrescere il Polese. E noi abbiamo il diritto-dovere, diciamo così, di far conoscere, di farci conoscere in tutti i dettagli e particolari di questa straordinaria terra che è il Polesine, di questa straordinaria regione che è il Veneto, con il suo popolo. Io lo dico sempre, in ogni occasione, il nostro popolo è straordinario, non si ferma mai. Di fronte alle difficoltà si rimbocca sempre le maniche, va avanti, procede con fiducia e con un ottimismo che trasferisce, che diventa quasi virale. Credere in una cosa può favorire la realizzazione di un progetto, bisogna crederci, noi ci crediamo e vi dico tutto. E allora è tutto dalla Piazza 7, come sempre vi ricordo la nostra mail di riferimento a cui suggerirci i temi da trattare all'interno dei nostri servizi. La mail è la seguente: redazioneweb@giveemotion.it. Io sono Andrea Cornacchia, come sempre vi saluto e vi do appuntamento al prossimo servizio.